Amici telespettatori, buonasera a tutti e benvenuti a questo telegiornale pazzo del momento. Buonasera. Cominciamo subito con le notizie del giorno, passiamo agli incidenti sul lavoro. Allora, via Garibaldi, Trapani, nel centro storico, un muratore cade da piano terra e poveretto in fin di vita ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Aveva appena 99 anni, noi siamo andati ad intervistarlo proprio nella sua camera e ha detto che non poteva vivere con la sola pensione minima di 500 euro, quindi bisognava forza lavorare. Certo, sono cose che dispiacciono, purtroppo noi siamo in un periodo dove gli incidenti del lavoro sono praticamente all'ordine del giorno. Esatto. Continuiamo con gli altri incidenti sul lavoro. Un piegatore di giornali è stato morsicato da un inserto. Purtroppo succede. Un'altra notizia: non lasciate mai gli animali a casa da soli, perché uno chihuahua è stato capace di sbranare la padrona. Lo avevano lasciato solo con una bambola a casa, non c'era nessuno. Sì. Questi purtroppo sono fatti reali che succedono tutti i giorni. Un altro fatto reale è successo, ma molto sensazionale. Hanno visto una nave carica di yo-yo affondare, pensate bene, 12 volte. Ma intanto com'è successo questo? È successo perché la nave praticamente era carica di yo-yo, tu lo sai che yo-yo fanno sali e scendi, e quindi tutti tira su, tutti tira giù. Esatto, e quindi naturalmente è affondata 12 volte. Sì. Autobus rimane in panne in centro, destra e sinistra prendono un taxi. Bisogna andare avanti, dicono, costi quel che costi. Certo. Una ragazza stufa scappa di casa. I genitori morti assiderati. Certo, anche questa è una cosa, succede all'ordine del giorno. Ecco, un altro caso di un pensionato che scippa un parcheggiatore. Il motivo lo hanno intervistato, anzi lo hanno interrogato alla questura di Trapani. Dice: io ho 40 anni di Marche e lui guadagna più di me. Quindi. Certo. Un'altra notizia importante: abbiamo condotto un sondaggio sulle donne. E praticamente l'80% delle donne si dichiara contraria al matrimonio ed afferma che per 100 grammi di salsiccia non conviene prendere tutto il maiale. Mi pare una cosa giusta. Allora, sgominata una banda che rubava panni stesi qua a Trapani, ma grazie a un'operazione chiamata Mutanda Cagata, le unità cinofile sono state in grado di scoprire la gang. Essi devono rispondere di appropriazione indebita di intimità oculare e sono stati condannati al lavaggio di mutande dell'ospizio Serraino Pulpit di Trapani per 8 mesi. Uno si butta pentito, l'altro dal terzo piano. Anche questa è una notizia shock. E continuando naturalmente con le gang, 2 ladri decidono di fare un colpo di una banca in una notte. Grazie a una perfetta preparazione, la notte del colpo riescono a disattivare i sistemi di allarme e si introducono nella sala delle cassette di sicurezza. Il primo dei 2 banditi arriva ad aprire una delle 2 cassette, ma con grande delusione scopre che non contiene denaro né oggetti preziosi, ma solo dei vasetti di yogurt. Il secondo ladro apre a sua volta una cassetta e si trova di fronte alla medesima situazione. Aprono quindi tutte le cassette e non trovano altro che yogurt. Benché il primo ladro dice: questa sicuramente sarà una trovata per un trucco idiota da parte delle autorità. Allora sai che ti dico? Ci beviamo tutti gli yogurt e così li prendiamo in giro. Immediatamente 2 ladri si mettono a consumare tutti i vasetti di yogurt uno dopo l'altro, finendo naturalmente all'alba con la pancia piena. L'indomani mattina si legge nei giornali: incredibile rapina alla banca del seme. Fatti veri. Ed è successo veramente. Un'altra notizia shock: un impiegato di banca, sempre riguardante le cassette di sicurezza, rimane folgorato da un conto corrente scoperto. Anche questo è una notizia shock. Certo. Mentre ci arriva in questo momento da Trapani, praticamente esattamente un'ora fa c'è stata una tromba marina per un quarto d'ora di seguito. Certo, una tromba marina per un quarto d'ora, girare sempre. Inoltre, passiamo ora alle notizie della cronaca nera. Noto pregiudicato, vistosi circondato dalle forze dell'ordine, si è messo a sparare alla cieca. Domani si svolgeranno naturalmente i funerali della poveretta. Basta. Non ho visto qualche foto.
Oh yeah!